Non c'è acqua per tutti, anzi direi quasi per nessuno, perché in questi giorni parecchi fiumi sono veramente a secco, a secco. Non c'è più acqua e nei prossimi giorni ci sarà l'inevitabile roulette russa per decidere quali pezzamenti salvare e quali abbandonare alla distruzione dell'arsura. Una situazione delicata quella dell'acqua in Veneto, e non solo vista dai consorzi di bonifica, ma soprattutto dal Ministero, con Patuanelli che conferma l'incontro di tutti i dicasteri coinvolti: agricoltura, ecologia, finanza, affari regionali. E sono proprio le regioni che chiederanno mercoledì al governo la dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità, allo scopo di dare priorità all'uso umano e agricolo della risorsa idrica e di mettere a disposizione risorse, anche nel PNRR, per creare nuovi invasi, ma anche per convincere i territori che tengono stretta l'acqua dei propri laghi ad aprire le condotte. Vediamo l'autorità di bacino se riesce così a definire un piano di rilascio anche per quanto riguarda il Corlo, che ci potrebbe così alleviare un pochettino la situazione, migliorare un po' la situazione per qualche giorno, però diciamo che comunque i paesi di montagna cercano di trattenersi l'acqua anche perché ha una valenza turistica. Certo che però noi sappiamo che c'è una norma che prevede una certa graduatoria per l'utilizzo dell'acqua, quindi potabile per l'uso agricolo e poi per gli altri usi, quindi spero, ecco, che ci si metta una mano sulla coscienza e si renda operativa una norma che è di buon senso. Veneto che sottolinea come già ad aprile sia stato lanciato l'allarme siccità ed ora si rischia di agire troppo tardi. Osservato speciale il Po, con il cuneo salino risalito di una ventina di chilometri fino oltre il ponte Lago Scuro. Dai gestori del grande fiume comunque è arrivata l'indicazione di proseguire con l'irrigazione, diminuendo però i prelievi del 20% per continuare a garantire l'afflusso di acqua anche al delta. Situazione ancora più critica per Adige e Brenta, dove si pensa dei mini mose pur di fermare la risalita del sale dal mare. Non era mai successo, però quest'anno l'acqua è pochissima e bisogna cercare di turnare le varie zone in modo che almeno in una piccola porzione del comprensorio ci sia la possibilità per 4-5 giorni di irrigare, ma già abbiamo capito che ci sarà difficoltà anche all'interno delle piccole zone che andiamo a turnare, quindi ci confronteremo con le associazioni di categoria per rendere noto la difficoltà che c'è e per capire se ci sono suggerimenti per migliorare il piano che abbiamo redatto, che abbiamo steso.